Pensiero del giorno, martedì 10 febbraio. Andare incontro a chi vive nella solitudine. Signore, dammi tutti coloro che sono soli. Ho sentito nel mio cuore la passione che invade il tuo, per l'abbandono in cui è immerso il mondo intero. Amo ogni essere malato e solo. Chi consola il suo pianto? Chi piange con lui la sua morte lenta? E chi stringe al proprio cuore il cuore disperato? Fa che io possa essere nel mondo il sacramento tangibile del tuo amore, essere le tue braccia che attirano e trasformano in amore tutta la solitudine del mondo. Chiara Lubick. Parola di vita, febbraio 2026. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Apocalisse capitolo 21, versetto 5.